Il Museo del Cenedese ha sede nell'antico palazzo della comunità di Serravalle, realizzato nella seconda metà del Quattrocento sulla base di un edificio precedente e la cui facciata è interamente ricoperta da vivaci affreschi attribuiti a Dario da Treviso e alla sua bottega. In questi affreschi, entro un motivo cosiddetto a tappezzeria, ricorre il tema del melograno, simbolo diffuso di ricchezza e prosperità, ma che in contesti come questo, essendo un frutto unico al cui interno vi sono molteplici elementi, può essere interpretato anche come simbolo di comunità e quindi forse come auspicio di unità e concordia. Sulla facciata vi sono poi numerosi stemmi ed iscrizioni che ricordano i diversi podestà che si sono succeduti al governo della città sotto il dominio della Serenissima, simboleggiata come di consueto dal leone di San Marco, scalpellato poi in segno di spregio dai francesi. La torre civica adiacente al Palazzo della Comunità di Serravalle ha la particolarità di presentare due orologi. Quello inferiore, infatti, era stato coperto quando nella seconda metà del Quattrocento la torre venne innalzata e vi fu realizzato un nuovo orologio più in alto. Riemerse solo durante i lavori di restauro degli scorsi anni 90 ed è una rarità nel suo genere, avendo il quadrante suddiviso in 24 ore indicate in numeri arabi scritti in caratteri gotici.